Oggi faremo la pizza caprese. Sta già diventando un'abitudine farvi vedere i miei piccoli segreti, ma non preoccupatevi perché insieme avremo ancora tantissime belle pizze da fare e come sempre io proverò a essere più chiaro possibile da far sì che quando voi create la vostra pizza in casa diventi sempre un piacere. La pizza caprese è molto bella e abbastanza semplice da fare e io non vedo l'ora di iniziare a farla. Andiamo! Allora, per fare la nostra bella pizza caprese abbiamo bisogno di pomodorini dai 50 ai 80 grammi, dipende quanto volete mettere voi, freschi, ciliegino o datterino, io per questa occasione userò i datterini, la mozzarella, olive nere e il basilico e poi la farina di semola, come sempre, e una palina per la pizza che pesa all'incirca 200-250 grammi. Io vi suggerisco di creare una pallina di 250 grammi e iniziamo a stenderla. Aggiungete più farina possibile sopra e anche sotto e iniziamo a girare così, aprendo le dita. La mano sinistra anche. Una volta creato lo spazio per mettere la vostra mano, la giriamo, mettiamo un po' di farina di semola di nuovo aprendo le mani in questo modo qua. Quando girate per aprire la pizza, girate sempre all'insieme al gomito, così. Quando si raggiunge dai 40 ai 60% della misura totale, ci spostiamo verso il bordo della tavola e la lasciamo appendere 40% e iniziamo a fare gli stessi identici movimenti. Quando si raggiunge la misura totale, spostiamo tutta la farina di semola e iniziamo a condirla. Prima il pomodoro ovviamente, la mozzarella di bufala, i pomodorini freschi, e le olive nere. E il basilico lo useremo alla fine. E voilà! E adesso finalmente gli possiamo aggiungere 2-3 foglie di basilico. Cari amici di Lo Sbrano, questa è stata la nostra pizza caprese. Come sempre è un mio piacere fare i video per voi. Cari amici di Lo Sbrano, questa è stata la pizza caprese. Come sempre è stato un piacere fare video per voi e fino al sabato prossimo. Ciao ciao.